Prego, Sindaco. Devo necessariamente fare alcune considerazioni perché ho vissuto 5 anni di opposizione in maniera abbastanza precisa proprio su questo argomento di acqua park. Ma devo anche, prendendo spunto dall'ultimo dibattito che c'è stato, un scambio anche polemico di opinioni sul fatto della documentazione. Il consigliere Presinato ha detto che ciò che ha affermato sui 150.000 euro è anche scritto e documentato. Spero che sia scritto e documentato su missive, lettere, proposte dello capo Montamano, perché chiaramente le ha dette, le ha scritte, bisogna capire se questo qui è una proposta che arriva anche dalla controparti. La storia della documentazione è ben nota, è dall'anno scorso che l'opposizione dice porteremo i documenti che dimostreranno che, porteremo i documenti, se ricordate, che dimostrano che la Pretella era stata finanziata. Li avete visti voi? Il consigliere Manocchi, un incontro quando abbiamo fatto il consiglio comunale a proposito del piano finanziario di Edra, ha detto che loro avevano già concordato e ha la documentazione, le abbiamo chiesto, che formalmente non l'ho vista, no? Era d'accordo con Edra di ridurre del 2,5% il piano finanziario per l'anno successivo, non l'ho vista. La documentazione relativa, ricordate, al discorso della rotonda rotatoria di Aliaspe, che non la porteremo in consiglio comunale, dimostreremo, stiamo ancora aspettando, quindi sulla documentazione carta canta, si porta questa sera e si vede, lo vedremo. Faccio la mia sì, le offese si fanno, non è un'offesa, io non sono mai intervenuto sulla sua parola, quindi per piacere faccia tendenza finché parli. Faccio adesso le considerazioni che invece ritenevo di fare, non tecniche, forse anche un po' difficili dal punto di vista giuridico, ma sono le considerazioni che ho fatto in questi 10 anni come consigliere comunale, di 5 anni in cui ho fatto il mio mandato, e successivamente anche attraverso il giornale Veramente, discussioni con gli amici, diciamo come un cittadino interessato che vuole approfondire il discorso. Secondo me le considerazioni che posso fare sono che questa avventura dell'Acqua Park è partita in modo infelice, è proseguita in modo confusionario, con incertezze, poi ve le mostrerò documenti, e si è conclusa, come sapete, in modo disastroso. È partita in modo infelice per il semplice fatto che tra le due proposte che erano state portate anche in commissione istituzionale, una da 18 milioni, allora 14-15, poi salita a 18, e una da 5-6 milioni, noi come minoranza avevamo certamente privilegiato quella da 5-6 milioni, che è la normalità. Infelice perché in quel momento la crisi economica si vedeva un po' le porte, tanto più quando poi si è proceduto dopo la gara a dare all'inizio dei lavori. 2009 era già crisi, tant'è, ecco un elemento che metto in fila per dire questi sono i documenti, non le mie opinioni, tant'è che tutto sommato nessuna società ITA si è presentata, che l'unica che poi aveva fatto la richiesta ma neanche fatto la proposta, è rimasta Urbau come promotrice. Questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda il discorso di come si è proceduto in questa fase preparatoria per arrivarci, no? La fideiussione di 3 milioni di euro nella delibera 112, ecco il documento, 27/11/2006, delibera di consiglio, fu ritirato in quel momento, quella sera, si diceva perché era assente l'assessore competente, cioè Montovani. In realtà quella delibera che ho qui diceva che a proposito della fideiussione autorizzava il rilascio a favore della ditta eccetera eccetera di una garanzia fideiussoria fino al limite massimo di euro 3 milioni per l'assunzione di mutui destinati al finanziamento della costruzione della struttura di cui eccetera, basta, nessun vincolo, nessuna garanzia a copertura di questo. Tant'è che io mi ricordo, l'ho detto anche in consiglio comunale ed è riportato a verbale qui nella delibera successiva che poi seguo nel Dividenco, andai dal segretario di allora, che è il segretario di oggi, e dissi: ma se questi hanno il mutuo da 3 milioni e poi se ne vanno via, chi li paga questi 3 milioni? Il comune. Caspita, ho detto, stiamo messi male qui. E infatti dopo 2 settimane si ripresenta delibera 112, quella di cui vi ho detto,
delibera 116 la successiva di Consiglio Comunale, si corregge il tiro, ecco, parlo in maniera confusa e incerta, no? Si corregge il tiro e si dice, si pone il vincolo che i 3 milioni possono essere assunti come mutuo dalla Aquapark dopo il raggiungimento del 25% delle opere. Quindi questa è la garanzia, no? Il 25% su 16 milioni sono 4 milioni, quindi la garanzia aveva senso, ma prima non c'era. Il secondo passaggio, che poi è riportato proprio nel verbale della delibera del Consiglio 116, riguarda anche la convenzione in cui si dice che 3 milioni e 100 mila di cui ha parlato l'avvocato Stangarlin era il cofinanziamento sostanzialmente con cui partecipava al project il Comune. Bene, proprio in quella seduta, ma c'è anche la delibera corrispondente, il segretario è chiamato a illustrare in quale forma sarebbero stati pagati questi 3 milioni e 100 mila euro, e allora era 10% a inizio lavori, sostanzialmente 310 mila più IVA, cosa che è avvenuta. L'altro 20% viene pagato quando i lavori hanno raggiunto la metà del progetto, il 70% è con l'auto sostanzialmente. Poi questa è stata modificata, anziché fare il 10 subito, il 20% alla metà e il 70% alla fine, si è passato al 10% subito, l'80% a vari stati di avanzamento dei lavori e il 10% alla fine con l'auto. Cosa ha comportato questo? Che il primo versamento c'è stato comunque, il secondo versamento di 416 mila euro non ci sarebbe stato con questa prima formulazione. Quindi a danno del Comune, evidentemente nella fase contrattuale, ma c'è stata questa modifica che non dimostra certo una linearità e una scelta ben precisa sin dall'inizio. Terzo punto, nella Convenzione sempre, all'articolo 3, questo non è stato messo in evidenza prima dall'assessore perché ha dovuto mettere in evidenza troppe cose, però si dice anche, articolo 3, il corrispettivo, no? A garanzia delle anticipazioni sul prezzo, il concessionario Aquapark si impegna a stipulare a favore del concedente, il Comune, un ulteriore polizza, oltre a quella di cui ha parlato, 535 euro, un ulteriore polizza fideiussoria per un importo eccedente la garanzia di cui il comma 1, questa qui da 535.000 euro, fino alla concorrenza massima delle anticipazioni stesse, il che vuol dire che a fronte per esempio del secondo versamento di 416.000 euro, a garanzia ci doveva essere questa ulteriore polizza fideiussoria per garantire il Comune, cosa che non è avvenuta. E infatti in quella delibera di cui vi parlo, per pompare un po' questa grandiosità dell'affare Aquapark, il sindaco, a replica degli interventi di Battagello, Battaglia e del sottoscritto, dice proprio: inoltre esiste una garanzia bancaria a favore del Comune da parte della ditta del 10% di tutta l'opera, quindi 1.600.000 euro, non 535. Lì per lì nessuno sa esattamente fare i conti oppure capisce cosa significa, che poi invece era ridotto del 50% e riferite ai lavori e non a tutto l'importo, per cui parlavo di 1.600.000 euro per dire state tranquilli i cittadini. E infatti in più esiste un'altra garanzia, perché ogni volta che la ditta incassa le nostre somme deve emettere polizza fideiussoria per l'importo della nostra somma prevista dalla legge. Questo non è vero perché ovviamente alla prima non corrispondeva, ma alla seconda, 416.000, doveva corrispondere un'altra polizza fideiussoria per l'importo che eccedeva la precedente, 535. E aggiunge: io credo, viva Dio, voglio sperare che di fronte a una situazione del genere nessuno possa dire rischiato un centesimo. E sapete com'è finita. Il quarto punto è quello che ho detto adesso. Quindi la conclusione poi, come è finita la faccenda, portata avanti in maniera secondo me confusa almeno fino al 2008-2009, è che sapete come si è conclusa. Alla fine, col fallimento, febbraio-marzo 2010, scusate, si sono sprecati 4 anni, perseverando diabolicamente, testatamente, a portare avanti certo con buone intenzioni, ma a portare avanti testatamente ciò che era evidente per tutti che in quegli anni non era più possibile, tant'è
questa è la realtà dei fatti, e nessuna ditta si sarebbe mai sognata di entrare in questa avventura. E questa è la conclusione amara dei fatti. Però faccio un passo indietro perché mi ha coinvolto anche personalmente assieme alle altre amici. Quando è venuto il fallimento, se ricordate, ci si poneva il problema come mai, e ci sono state, almeno quelle che ho sentito io dalla bocca degli amministratori, varie versioni. La prima immediata è stata colpa del governo, naturalmente forse era il governo centro-sinistra, che non ha pagato Cosbau per i lavori fatti all'Aquila. Poi, vista un po' questa ilarità di questa posizione, diciamo, si è passati a dire eravamo garantiti sulla solidità finanziaria di Acquapark e Cosbau perché i bilanci sono stati asseverati dalla Banca Popolare di Vicenza. Io ho un'idea di cosa vuol dire essere asseverato un bilancio, nel senso che ho visto che anche il bilancio di Veneto Banca è stato asseverato in tutti questi anni, poi sapete com'è finita, no? Cioè non ci vuole tanto, il revisore dice se quello che è scritto è vero, il bilancio è conforme alle norme fiscali, eccetera, eccetera. Evidentemente si doveva andare più a fondo. La successiva versione che è stata portata avanti nei vari dibattiti, anche in campagna elettorale l'anno scorso, è stata se la Banca Popolare di Vicenza ha dato 9 milioni e 6 di mutuo, evidentemente si è accertata. Non darebbe a chiunque se non fosse sicura della solidità. Su questo parlo di fatti. In effetti quello che è avvenuto dal 2010 al 2013 è stata questa spasmodica, testarda inutile ricerca per federale diabolico di questo spettro, arrendendosi poi all'evidenza, mentre le informazioni che venivano date alla gente attraverso i notiziari e le interrogazioni di vari Disegna, Petrucco, Tessarolo, a queste interrogazioni la risposta era sempre la stessa, quella che vi ho detto. Si è dimenticato, nessuno ha dato notizia, e nel 2010 invece è successo un fatto nuovo, e cioè che il commissario giudiziale Enrico Villi del Tribunale di Bolzano, nominato proprio per seguire il concordato preventivo di Cosbau, ha fatto una relazione documentata, precisa e accolta dal Tribunale. Questa relazione dice delle cose molto gravi, molto importanti in relazione alla domanda che io mi sono sempre posto, che è la madre di tutte le domande. Era solida la posizione? Non basta dire era solida, siamo certi che è solida perché si giocano i soldi pubblici. Se fossero i miei posso anche rischiare, ma i soldi pubblici non bastano per dire è molto probabile, la banca l'ha detto, devo essere molto sicuro. E allora la domanda madre è: siamo sicuri che la posizione finanziaria di Acquapark e Cosbau fosse così solida da garantirci qualsiasi sorpresa? E questa risposta la dà nella relazione Enrico Villi a pagina 5 e 6, e adesso ve la dico perché noi abbiamo preso in mano questa relazione, ce la siamo letta, l'abbiamo resa disponibile ad altri che non la conoscevano, e quindi poi sui giornali, e abbiamo scritto una lettera in cui si mettevano in evidenza queste cose. Poi la lettera è passata anche sui vari social network e si diceva, vi dico quello che viene scritto, e noi infatti l'abbiamo scritto in questa lettera e in questi social network, quotando, cioè tra virgolette, quello che è scritto nella relazione. Si diceva, per esempio, scusate che trovo le parole esatte, ecco, scriveva molto chiaramente che già prima dell'acquisizione del progetto di Cassola la Cosbau aveva una struttura finanziaria, virgolettato, squilibrata a causa del pesante indebitamento, e che a peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria della società hanno contribuito alcuni investimenti del project financing. Io l'ho aggiunto, questo è finito, tra cui proprio il nostro Acquapark, ora di fatti completamente bloccato, siamo a novembre-dicembre 2010. Nella nostra lettera usavamo toni satirici, ma puntuali secondo me vista la situazione. E dicevamo: a chi si sia rivolto all'amministrazione del comune di Cassola per conoscere la situazione economica della Cosbau
prima di celebrare questo matrimonio noi non sappiamo, ma visti i risultati tanto valeva consultare l'oroscopo o magari scrutare nei fondi del caffè prima di accettare l'offerta della ditta trentina. Su questo però nessuna risposta. Poi ancora però non basta, il commissario giudiziario continua a dire nella sua relazione: ecco, la Cosbau 2006-2009 ha inoltre provato a differenziare l'attività investendo nel comparto immobiliare poco prima che una crisi mondiale del settore determinasse il crollo della domanda di immobili e di conseguenza la diminuzione del loro valore. E poi ancora sempre, tra virgolette, a peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria della società hanno contribuito, eccolo qui, alcuni investimenti nel project financing che prevedevano la realizzazione di particolari complessi immobiliari, tra parenti d'Aqua Park, lui, e il ritorno economico avrebbe dovuto derivare dalla gestione degli stessi nel tempo, quindi investimento immediato, ritorno in 30-34 anni. Poi aggiunge anche un'altra cosa peggiorativa, ma mi posso fermare qua. Quando abbiamo detto questo, naturalmente è apparsa quasi immediatamente la risposta del consigliere Pasinato, sì, allora era consigliere, scandalizzata, tirando fuori proprio quei bilanci di cui aveva parlato, i bilanci 2006-2007 della Cosbau, e dicendo: la valutazione operata dall'amministrazione comunale all'epoca e dall'apparato amministrativo interno è stata fatta con scrupolo e professionalità, e cita per dire come fosse, diciamo, sicuro il bilancio 2006. Il collegio sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti dagli amministratori nella redazione del bilancio, la rispondenza del bilancio stesso alle scritture contabili, ritiene che il bilancio sia conforme alle norme civilistiche. Anno 2007 una cosa analoga, ma non si cita il revisore dei conti, e soprattutto la seconda parte che ci ha interessato, sempre il consigliere Pasinato, dice: è scandaloso che si tenti di buttare fango, colpendo anche la struttura amministrativa del comune, utilizzando delle frasi di una relazione che è stata fatta nel 2010 e si riferisce ad altri aspetti diversi dalla vicenda di Cassola. Dice: l'attuale situazione debitoria di Cosbau si è sviluppata soprattutto tra 2009 e 2010 in periodi ben lontani dagli anni 2006, 2007 e 2008, periodi in cui si è istruita a Cassola la pratica Acqua Park. E poi aggiunge: la relazione del commissario Enrico Illi si riferisce a situazioni diverse da queste. E allora abbiamo aggiunto evidentemente un vizio ricorrente, questo di Antonio Pasinato, no? Che minaccia Correre dappertutto, perché diceva: comunica di aver incaricato un legale al fine di verificare se è possibile procedere o meno. E io aggiungo, questo è significativo: speriamo che gli illustri legali cui si è rivolto lo consiglino di procedere con le querele opportune, così almeno sapremo se è lui la vera parte offesa o i cittadini di Cassola che hanno sotto i loro occhi quello scheletro di Acqua Park. E infatti poi vado giù a ripetere le cose di Enrico Vigli della relazione, che si riferiscono esattamente agli anni 2006-2008, pagina 5 e pagina 6 della relazione. Quindi la relazione è uscita nel 2010, ma si riferisce esattamente all'analisi approfondita dei bilanci fatti dal commissario giudiziario negli anni 2006, 2007 e 2008. Questa è la conclusione della vicenda a parole. Di fatto poi la querela è avvenuta, la querela per diffamazione, portando tutte queste considerazioni, anche queste esposizioni dei bilanci di Cosbau, a dimostrare che in effetti la solidità c'era. Quindi la querela è avvenuta per il fatto che abbiamo sostenuto che la solidità finanziaria e economica della ditta Cosbau non era certa, o comunque lui dice era già indebitata pesantemente, 15% capitali propri, tutto il resto mutui di banche. Capite bene che non è una situazione semplice, no? Anni 2006, 2007, 2008. È venuta la querela, ha coinvolto 8 di noi,
convocati naturalmente dai carabinieri, eccetera, eccetera. Il procuratore, dopo un anno o due, forse di più, ha preso in mano la querela e ne ha proposto l'archiviazione, con le motivazioni che la critica politica non era diffamatoria, era una critica politica giusta, accettabile, come avviene normalmente. Non è entrato nel merito. Il consigliere Pesenato si è opposto alla proposta di archiviazione, quindi si è andati dopo dal giudice di indagini preliminari, memoria difensiva, memoria offensiva, e questa è una cosa da mettere in evidenza. Non solo ha archiviato, tra virgolette, definitivamente la querela, ma è entrato anche nel merito. È entrato nel merito, cioè dice, cioè, qui guardate, ed è interessante perché è una sentenza stranamente scritta a mano, vedete, quindi è abbastanza, diciamo, strano, io non l'avevo vista, ma è una sentenza né a favore mio né contro di me, mai interessato. Ma in questa sentenza dice che è da archiviare proprio perché, vi dico solo la parte finale, no? Ripete tra virgolette quello che ha detto il commissario e che noi pure abbiamo riportato tra virgolette, quindi che ormai la querela andava fatta al commissario giudiziario. Alla luce delle considerazioni che precedono, le considerazioni svolte dall'associazione nella lettera trasmessa al Gazzettino appaiono trovare fondamento in quelle del commissario giudiziario, Campbell era votato. Poi dice anche qualcosa sui toni usati rientrano nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica espresso in forma retorica o satirica. Ma mi interessava il fatto che la sentenza è di archiviazione perché i fatti sono veri, o meglio sono rispondenti a quello che ha detto il commissario giudiziario. Questa è la risposta sostanziale al fatto, alla domanda che per me era la fondamentale domanda: era o non era sicura l'operazione? La risposta chiaramente uno ce l'ha perché ha visto i fatti, quindi la risposta non può che essere questa. Aggiungerei un'altra cosa, che secondo me gli amministratori bravi sono anche quelli che oltre a fare delle cose buone sanno anche capire e ammettere i propri errori. Questo è un errore madornale che pesa, secondo me, macchia e marchia in maniera indelebile la storia personale di qualsiasi bravo amministratore. E nella bolgia di comunicati stampa che continuano di esposti alla Procura, alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza, basterebbe secondo me un comunicato stampa ai cittadini dicendo: cittadini, scusate. Vi prego il silenzio. Presidente, dopo questo comizio, per fatto personale posso parlare? Perché se da regolamento non si potrebbe. Ma neanche il sindaco poteva fare un comizio per regolamento. O lo vanno per tutti o lo vale per nessuno. Si tratta di un intervento dopo comizio, non è di valutazione personale. Lei ha fatto un intervento comizio. C'è la possibilità di fare anche interventi da parte dei consiglieri che non ne hanno ancora fatti, questo sì. Scusi, quindi io non posso parlare. È un buon metodo democratico il vostro, quello di impedire, di accusare, raccontare un sacco di frottole, Prego il pubblico di fare silenzio, prego anche il consigliere le spiego, non si tratta di un metodo democratico o non democratico, si tratta di un'applicazione del regolamento. E questa sera è stato dato. Si ha applicato il regolamento questa sera, giusto? Beh, per quanto ne so mi sembra di sì. Era evidente che era così. Comunque sappia, almeno vi dico, che la questione delle diffamazioni, tutte quelle questioni giudiziarie che ha parlato il sindaco, non sono certamente finite. La partita è aperta. Allora vi anticipo che ci sono altre due denunce da Corte dei Conti proprio per la questione del papà. Almeno questo prendetene e forse può darsi che da un po' di tempo, qualcun altro debba dire per iscritto al comune di Cassola e ai cittadini di Cassola: scusate se abbiamo fatto tanti danni senza fare niente in questo comune.
Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ce ne sono passerei alle dichiarazioni di voto eventualmente. A questo punto passiamo direttamente alle operazioni di voto. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Disponiamo anche l'immediata eseguibilità ci pronunciamo anche in merito all'immediata eseguibilità di questa proposta. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Bene. Adesso passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che in realtà non prevede, almeno il segretario mi corregga se sbaglio, ma non dovrebbe prevedere una discussione, si tratta solamente di una precisazione in merito ad una delibera che è già stata accolta e votata dal Consiglio ancora in febbraio 2015, quindi lo scorso febbraio, e riguarda la proroga, il rinnovo della riscossione al concessionario che cura la riscossione per il servizio di imposta sulla pubblicità e di tassa o copertina aree pubbliche. Era già stata votata in maniera completa a febbraio, come dicevo, però adesso che si tratta di dare esecuzione, il concessionario ci ha chiesto un chiarimento tecnico per evitare che fosse fraintendibile un passaggio delle due delibere. Di fatto l'aspetto migliorativo che veniva garantito al Comune di Cassola per garantire il rinnovo al concessionario consisteva nella fornitura di un pannello LED pubblicitario o comunque utilizzato per l'esposizione di messaggi istituzionali da parte del Comune, e questa offerta prevedeva che il pannello pubblicitario fosse uno unico per il rinnovo della concessione COSAP, quindi concessioni spazi ed aree pubbliche, e imposta comunale sulla pubblicità. Anche le nostre delibere lo prevedevano, però essendo due delibere distinte, questo potrebbe ingenerare un fraintendimento. Quindi adesso precisiamo che il pannello che verrà fornito e che è stato discusso appunto durante il Consiglio Comunale del 25 febbraio è un pannello unico. Quindi vi preciso questa interpretazione della delibera di allora e chiedo al segretario se oltre a precisare bisogna anche porla ai voti. Perfetto, quindi a questo punto. Se ci sono anche eventuali interventi da fare, però penso che non ci siano per motivi tecnici, quindi a questo punto la pongo ai voti. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Perfetto. Dichiaro chiuso il Consiglio Comunale, ringrazio tutti i presenti, soprattutto tutti proprio, senza particolare distinzione.